ormai non era più procrastinabile mettere subito mani alla circonvallazione, fare un intervento su uno smontamento che metteva in serie difficoltà tutti coloro che la transitavano. Abbiamo fatto un intervento tampone di messa in sicurezza per tra 20 giorni, un mese, iniziare i lavori che sono stati già appaltati con un'asta pubblica e che stanno facendo la verifica della documentazione al fine di dare la consegna e iniziare i lavori. E io chiedo scusa a tutti coloro che stanno subendo un disagio, però io penso che la sicurezza venga prima di qualsiasi altra cosa, e ormai la strada non era più sicura perché l'avvallamento portava i mezzi di una certa cilindrata a percorrerla in modo molto insicuro, con il rischio di ribaltare e quindi creare realmente un pericolo per chi la transitava. Diciamo che quando si prendono queste decisioni vengono valutate tutte, anche i disagi, però bisogna contemperare il pericolo con il disagio. Io penso che avere per 48 ore un disagio, perché come state vedendo i lavori saranno ultimati e domani sarà riaperta, quindi di nuovo, quindi 2 giorni di disagio per mettere in sicurezza un'arteria importante, trafficatissima e transitata da mezzi di una certa cilindrata. Io penso che sia stata necessaria e molto importante. Stiamo anche appaltando i lavori per il completamento della circonvallazione, colgo l'occasione per dirlo, 7 milioni di intervento già finanziato e che darà finalmente, completerà finalmente questa arteria importantissima, cercando anche di superare quelle difficoltà che abbiamo per ora in una bretella che è stata realizzata 10 anni fa in modo temporaneo, che purtroppo non ha avuto un esito favorevole in questi anni di finanziamento, cosa che abbiamo ottenuto con i fondi a valere sull'FSC quest'anno, e inizieranno a breve i lavori.